Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie regista, grazie tantissimo. Oggi un grande abbraccio a tutti. Oggi parliamo di arte popolare pubblica, sempre questa parola, ma naturalmente con l'accezione di oggi, perché è arte super moderna e sta facendo parlare tantissimo di sé. È la scultura in piazza Municipio a Napoli. Piazza Municipio, una delle più centrali piazze di Napoli, dove appunto è stata installata una scultura, diciamo, di sostanza prevalentemente metallica, che dovrebbe rappresentare Pulcinella, ma adesso vedremo come lo rappresenta. È un po' sulla bocca di tutti, soprattutto ovviamente al sud, ma a Napoli, ma sicuramente ne avrete già sentito parlare in molte televisioni, scrivere su tanti giornali. Per diciamo la provocazione e la forma inedita che assume questa scultura. Poi parliamo di un libro di Valerio Massimo Manfredi, il noto storico archeologo e conduttore televisivo, che ha sfornato Gli Etruschi in Valpadana, assieme a Luigi Malnati, suo fedele collaboratore. Degli Etruschi in Valpadana abbiamo già parlato, e che con altri libri nel corso degli ultimi 30 anni da questa radio, perché è una querelle piuttosto grossa. Fondamentalmente il libro si prospetta come scientifico, ben confezionato, però trapela anche una visione un po' etruscocentrica di cui vi saprò dire, perché voi sapete che non si tratta di andare per forza a sfrucugliare a livello nozionistico ed erudito in un lontano passato, no, ha una ricaduta anche su come noi vediamo le nostre radici, specie al nord. Poi parleremo anche un po' come un contrappeso rispetto alla primissima parte dedicata alla scultura, capirete perché, dell'evoluzione del linguaggio politichese, cioè di un italiano che in bocca al politico assume delle tonalità, non dico inedite, perché spesso si tratta di un ripescaggio di vecchi refrain, ma che vengono ora ripresentati oramai a un quarto di secolo XXI in una forma tale da creare scalpore, anche qui un po' come la scultura, cioè da creare uno stato di imbarazzo, soprattutto perché sono frutto di trovate espressive di personaggi che diciamo si presentano un po', ma in senso buono, come picareschi. Sapete la letteratura picaresca cos'è? È quella della Spagna medievale moderna, ereditata anche in tempi recenti, ma sicuramente un fiore del mondo iberico, che rappresenta i famosi picari, cioè personaggi molto originali che vivevano di suggestioni, di immaginazioni. Sicuramente il picaro più famoso, anche se traslato a un livello cavalleresco, è quello del Don Chisciotte, ma tantissimi sono i picari che abitano la letteratura spagnola, ma anche per diciamo, dilatazione del personaggio e fortuna degli stessi, il mondo italiano, il mondo italofono, che in parte è stato anche, specie al sud, condizionato da quello spagnolo. Ma adesso il discorso ci porterebbe lontano. L'importante è capire come questo italiano condizioni oramai la vita politica, perché anche se la sfiora come una tangente, poi in realtà a livello di costume e di società diventa qualcosa di automaticamente politico. Ma appunto capirete, se mi seguite tutta l'ora capirete perché. Allora, la scultura di Napoli
Piazza Municipio. La scultura è a firma di Gaetano Pesce, un autore, uno scultore passato a miglior vita che sicuramente ha lasciato un'eredità enorme, molto interessante, come ha scritto Vittorio Sgarbi su Panorama qualche mese fa, ma anche più in generale appunto per i contenuti estremamente imbarazzanti che già l'opera di Pesce presentava diciamo interiore nell'interiorità della sua scommessa diciamo generazionale. Però è chiaro che la proposta che ora ci viene fatta di questa scultura metallica raffigurante ipoteticamente Pulcinella, che in realtà non è completa perché sarà completata da un cuore che gli si affaccerà di fronte nell'installazione e diciamo una struttura a forma di cuore. Questa scultura è una scultura che ha un titolo ed è il seguente: tu sii una cosa grande. È una delle espressioni che noi abbiamo imparato anche al nord fin da bambino, attraverso una nota canzone, ma più in generale appunto in un linguaggio, quello napoletano, che è pieno di frasi idiomatiche. Tu sii una cosa grande. Ammettiamolo, anche noi padani, non fosse altro per suggestione o ironia e per spavalderia un po' guascona e picaresca, l'abbiamo detto alle nostre a persone amate, più amate. Tu sii una cosa grande. Cioè, che cosa vuol dire in lingua italiana? Tu rappresenti qualcosa che va al di là del limite, qualcosa che supera l'immaginazione per bellezza, bravura, importanza, potere. Ora, questo è il titolo. Nella immaginazione artistica abbiamo detto che nell'eredità scritta da Pesce, sul cui cognome adesso ritorniamo presto, c'è scritto che la scultura deve rappresentare Pulcinella. Allora, penso che tutti sappiano chi è Pulcinella. Pulcinella è il maggiore rappresentante della commedia dell'arte a Napoli. Pulcinella è la più rappresentativa delle persone che, insomma, soprattutto in tempi di carnevale, ma non solo, diciamo quotidianamente per le strade fino a poco tempo fa di Napoli, molti si travestivano a Pulcinella, quindi quella persona appartenente alla commedia dell'arte, quella maschera, si diceva un tempo, che rappresenta meglio Napoli. Pulcinella, ilare, diciamo capace appunto di trovare l'aspetto ironico, satirico in tutte le cose e soprattutto capace di prendere in giro il potere nella maniera giusta. Ora, questa scultura, dal titolo Tu sii una cosa grande e diciamo che dovrebbe rappresentare in una forma stilizzata e postmoderna la maschera, quindi la persona della commedia dell'arte denominata Pulcinella, ve la dico in napoletano, Pulcinella, la lingua napoletana, ma è una meraviglia, né più né meno del milanese, del Noster, milanese. E vi dico, dovrebbe rappresentare, perché se uno la guarda, al di là delle striature colorate, ha la sensazione, e questo è stato per tantissimi che sono passati, io non ho avuto finora l'opportunità, tra l'altro l'installazione è prenatalizia, altra faccenda imbarazzante, prenatalizia e dura fino al 19 dicembre. Ma voglio dire, non sono ancora passato lì a Napoli e non so se lo farò, mi giovo delle immagini che vedo in TV,
o su Facebook o su altri canali comunicativi. Ma tutti, insomma, hanno rilevato il fatto che più che a Pulcinella, la scultura diciamo, a interiorità, a interno metallico, no? Con altre materie sovrapposte, assomiglia a un membro virile. Allora, l'arte detta moderna, in realtà postmoderna, si va di bene, ci ha abituato ad una sequela inenarrabile di provocazioni. Penso al dito medio alzato di Catelan, penso ai bambini appesi in piazza 24 maggio dello stesso Catelan, penso alla scatoletta di sterco umano prodotta già negli anni 60 da un certo Piero Manzoni, inequivocabilmente lombardo, come Catelan veneto. Qui ci troviamo di fronte a un artista napoletano, Gaetano Pesce, che ci racconta qualcosa di provocatorio che potremmo interpretare così. Questa scultura rappresenta comunque Pulcinella. La più famosa, significativa maschera della commedia dell'arte napoletana. Ma in realtà Pulcinella è il simbolo di qualcosa di più corporale, materiale, biologico, atavico, sensoriale. Il membro virile. Il membro virile che evidentemente ha una forma, cioè, quindi ha una dimensione estetica. Qui bisognerebbe anche coinvolgere i professori di estetica, di filosofia estetica, per sentire appunto il loro parere, ma appunto l'estetica tradizionale del membro virile lo rappresenta appunto con quella che, diciamo, abitudinariamente viene chiamata con un'espressività di radice popolare, appunto, scusate il francesismo, cappella, e un tronco, appunto, che costituisce il nervo stesso del membro virile nella sua, come dire, rustica e primordiale forza. Allora, cerchiamo un po' di ragionarci sopra. Cerchiamo di non rimanere traumatizzati e di non farci travolgere da un moralismo vero o falso. Che cosa può rappresentare un membro virile come trasfigurazione di Pulcinella? Cosa può rappresentare nel 2024? Può essere visto in varie forme e in varie maniere. Naturalmente c'è stata una larvata, ma non neanche troppo robusta, protesta da parte del mondo che si suole chiamare femminista. È un mondo che si è evoluto tantissimo, naturalmente, negli ultimi 50 anni e che produce, direi, quotidianamente delle novità. Il mondo femminista cosa dice al negativo? Che ci troviamo di fronte a una rappresentazione maschilista. Perché se io metto in mostra in una delle piazze principali d'Italia questa scultura e la chiamo Tu sì una cosa grande, non posso che devolvere, secondo le femministe, una sorta di osanna glorificante, diciamo nell'alto dei cieli, appunto, della potenza della virilità maschile. Naturalmente ci sono mille sfumature che anche si addensano nel nostro cervello postmoderno, evidentemente gravato da 10.000 messaggi. Ma le femministe
diciamo, se prendiamo l'oggetto in sé, la amano quella roba lì o la odiano? No, perché naturalmente non si può, diciamo, accedere a un livello mentale e intellettuale se non partendo dal bios, come dicevano i greci, appunto, dalla missione biologica e corporale. E qui naturalmente ci sono due scuole di pensiero che tendono a indebolire la protesta femminista, perché voglio dire, è evidente che sul piano dei principi, no? Pensate a quello che era il simbolo femminista, appunto, che era una vulva, no? Adesso così vi ricorderete tutti, no? Qualcuno dice che è diventato un cuore negli ultimi tempi, ma insomma anche qui la fantasia al potere. Quindi quella benedetta vulva era una sfida nei confronti del membro, come dire, possiamo fare a meno di voi. E va bene, d'accordo, questa è un'interpretazione come impatto reattivo naturalmente, no? Certo non ci troviamo di fronte a un'opera del Bernini, ci troviamo di fronte a un'opera postmoderna, drammatica quasi nella sua semplice, come dire, sfacciata realizzazione. D'altra parte è anche vero che non tutte le femministe cioè, hanno un'avversione naturale nei confronti del membro virile, perché comunque lo accettano, diciamo, come soluzioni di naturali bisogni. E scusate, molto fra virgolette, non è una mia citazione, ma una citazione di Simone de Beauvoir, famosa femminista storica francese, che però sono subalterni ai bisogni, alle esigenze e alla volontà della vulva che comanda il mondo. E allora a questo punto voi capite che anche l'interpretazione dell'opera del pesce, ma voi sapete cosa significa un pesce? Ma ridiamoci sopra, signori! Ridiamo, che è il modo più bello di apprezzare il mondo! Un pesce in napoletano significa un membro virile, il membro virile! Viva Napoli! Con la sua schietta volontà di rappresentare in forma biologica le cose anche più sofisticate, che riescono a essere in qualche modo demistificate. Un pesce, eh? State buone, tu e il tuo pesce. Certo, perché? Perché nella tradizione partenopea, tipicamente mediterranea, il pesce ha la sua importanza, sia quando viene pescato, ma ci sono delle pescatrici eccezionali, che sono più bravi dei pescatori. E poi dopo tutto, sentite un po', ma questo pesce alla fine non può essere apprezzato anche dal mondo LGBT? Perché, caspita, la parte gay maschile non è che abbia un rifiuto nei confronti del pesce. E Gaetano Pesce ha fatto quello che la spontanea legge di compensazione di base mediterranea ha voluto attuare. Ma voi direte, cioè, ma così parla un leghista? Sì, perché il leghista è quello che riconosce la schiettezza identitaria di tutti i meravigliosi popoli che abitano la nostra Italia. Certo, il popolo del nord non avrebbe forse maturato quella scultura, tant'è vero che Cattelan ha preferito il dito medio alzato, che ha un'altra esegesi trasversale fra le varie scienze umane, molto diversa da Upesce. Ma io interpreto tutto quanto, e chiudo questa prima parte, come una legge di compensazione.
Voi sapete che sono un grande lettore e ammiratore di Carl Gustav Jung, e Jung aveva capito la cosa più importante. Se io costruisco un nuovo armamentario immaginativo, per esempio appunto un armamentario che sta vincendo attualmente, che fa capo all'LGBTQ, dove appunto non esiste più una sessualità tradizionale, io sto creando le premesse per legge di compensazione, perché noi siamo fatti così, la nostra mente, il nostro cervello, il nostro cuore compensa, non può andare in un'unica direzione. Compensazione, si stabilisce appunto la forza e l'importanza di qualcosa di più tradizionale. Ecco, io la leggo così, la faccenda, e non mi scandalizzo, capite? Non mi scandalizzo, questa si chiama Radio Libertà. Perché so benissimo che l'arte è libera di sua natura e può fare quello che vuole. Certo, differente è quando si prende in giro il mondo religioso. Per questo non mi piacciono quei giornali francesi, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale, o da altri giornali anche italiani del passato che hanno preso in giro apertamente, è vero, papi, preti, con gli altri hanno preso in giro imam, maometti vari, perché ciò che è sacro non si tocca dal punto di vista religioso, ma c'è un'altra sacertà tipicamente mediterranea, fescenninica, già messa in atto da Plauto nelle commedie, che peraltro è un romagnolo, i romagnoli sono i più meridionali dei padani. Ebbene Dio, che ci sia anche questo al mondo, per dire in qualche modo non dimenticatevi di lui, care donne. Ma non lo dico io, non è la mia interpretazione personale, che mi riservo di fare fra qualche tempo, ma è quella che secondo me è stata indotta dalla mente del creatore dell'opera, naturalmente, e che evidentemente non poteva fare a meno di ricordare a tutti che senza quell'oggetto lì il mondo non può andare avanti. Sant'Iddio, non può andare avanti, muore. Adesso la pausa, a dopo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo in onda. Eccoci qua, siamo già nella seconda parte. Cambiamo argomento. È uscito un libro che adesso vi mostro, Valerio Massimo Manfredi, Gli Etruschi in Val Padana. È un libro scritto con Luigi Malnati ed è uscito negli Oscar Storia della Mondadori, ovviamente, a un prezzo risibile, 14 euro. Quello che ci racconta in questo libro il noto storico archeologo ed ex conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi, modenese, è come, perché e fino a che punto gli Etruschi, provenienti dalla Tuscia, dalla Toscana, si sono infiltrati in Val Padana e l'hanno in qualche modo colonizzata. Il mondo etrusco è meraviglioso, è magnifico, eccezionale. Abbiamo ancora tantissimo da imparare. E penso che anche a scuola occorrerebbe parlare di più degli Etruschi e non solo dei Romani o dei Greci. Le circostanze specifiche del libro, basterebbe prendere appunto il titolo dei rispettivi capitoli, che sono ampiamente esaustivi di tutte le caratteristiche dell'espansione etrusca, appunto. Espansione a nord, affermazione dell'aristocrazia, crisi e trasformazione del VI secolo, l'apogeo dell'Etruria Padana, l'epilogo. Etruria Padana, sì, è vero.
c'è stata un'Etruria padana. Soprattutto ha riguardato gran parte dell'Emilia, la Lombardia meridionale, fino a occidente a Melpum, Melzo, di antica origine etrusca. Secondo qualcuno esistono tracce anche addirittura nel Veneto meridionale, in provincia di Rovigo, e secondo qualcun altro esisterebbero delle tracce in Liguria e nell'Alessandrino. Naturalmente tutto è da riverificare sul piano pratico e ben vengano ulteriori scavi archeologici, oltre a quelli famosissimi di Spina, che ci hanno regalato quello che è poi il clou, Spina vicino a Ferrara, il clou dell'Etruria padana. L'impressione complessiva, intanto di Valerio Massimo Manfredi non possiamo che parlare bene, anche come conduttore televisivo, ma voglio dire è uno che ha scritto anche opere come I Celti in Italia, assieme a Venceslav Kruta, che abbiamo avuto il piacere di conoscere al Festival di Como qualche anno fa. È un autore che ha scritto dei romanzi stupendi, Valerio Massimo Manfredi, stupendi. Veramente non sto qui a elencarli, sono tantissimi e sono scritti da Dio, perché lui è anche un grandissimo narratore. A proposito, fra qualche settimana riavremo un altro saggista e narratore davvero eccezionale come Stefano Zecchi. Ma quello che voglio dire di questo libro è che l'impressione complessiva, conoscendo io l'argomento anche attraverso altri libri da me citati precedentemente e avendo visitato alcuni musei etruschi del centro e del nord, l'impressione è appunto che ci sia una tendenza in lui e in Malnati, i due autori del libro, ad amplificare eccessivamente il ruolo etrusco al nord. Al nord, il nord rimane per tradizione anche linguistica soprattutto una terra celtica. Certo, una grande etruscomania c'è stata ai tempi del primo regno d'Italia e poi anche ai tempi del fascismo, perché appunto gli etruschi venivano assimilati ai toscani, quindi insomma in qualche modo la lingua toscana doveva dominare su tutte, e sono stati trovati nel tempo anche addirittura tracce etrusche in Valtellina, cosa molto molto opinabile. Qua non se ne parla in questo libro, però l'impostazione complessiva riguardo all'Etruria padana sembra, dal mio punto di vista, per quanto riguarda le mie conoscenze, la mia esperienza, il mio modo di valutare le cose, le mie scritture storiche come Geostoria della Lombardia e compagnia bella, sembra un po' eccessiva. Ecco, il ruolo che Manfredi e il suo collaboratore forniscono alla presenza e al condizionamento, che per esempio nella lingua, no, perché quando parliamo del toscano medievale, che è un'eredità etrusca, ma non è etrusco, si badi bene, ma una lingua etrusca, cioè se davvero gli etruschi, intendiamoci bene su questo, se davvero gli etruschi avessero assunto un ruolo primario, no? In Emilia, per esempio in Emilia-Romagna, che è poi la terra più vicina alla loro terra di origine, che origine assoluta, poi lui ne parla in questo, cioè ci sono diverse scuole di pensiero, lo ammette anche lo stesso Manfredi, sull'origine arcaica degli Etruschi. Secondo qualcuno verrebbero addirittura dalla regione anatolica. Però, voglio dire, se davvero gli Etruschi fossero stati così importanti, noi avremmo avuto delle tracce che sarebbero rimaste nei dialetti emiliani e romagnoli, che invece sono di origine celtica, che invece rappresentano un sottostrato celtico, non secondo tutti, ma comunque secondo la maggior parte degli studiosi, e in ogni caso non sarebbero condizionati in maniera evidente e palese dalla lingua etrusca. Quindi certo è un bel contendere questo, è un bel disputare, perché noi siamo di fronte a uno dei rebus storici. Noi sappiamo che gli Etruschi si sono anche estesi a sud, sono arrivati anche a Napoli, sono arrivati anche a sud di Napoli, lungo la costa. Ecco, quindi sicuramente erano un popolo
estremamente importante, affascinante, che dobbiamo ristudiare con molta pazienza e con maggiore dovizia di particolari, raccomandando per esempio anche a tutti i ragazzi di andare a visitare le tombe etrusche di Tuscania, di Tarquinia, di Cerveteri, tra Toscana e Lazio, perché si tratta, o se no Chiusi, Chianciano, si tratta sicuramente di andare a valutare bene il peso che questo popolo antico, ma glorioso comunque, ha lasciato nella storia, nella sedimentazione storica di tutti i popoli italiani. E quindi il libro ci voleva perché l'Oscar Mondadori non aveva ancora presentato un argomento specifico come questo fra appunto i suoi Oscar e i suoi gioielli letterari e librari. Quindi va assolutamente comprato. Noi siamo stati anche nel Ferragosto del 2000 a visitare gli scavi e i lavori appunto del Bolognese che riguardano i Celti, e abbiamo notato che un settore degli scavi riguardava appunto una cosiddetta civiltà celto-etrusca. Ci sta ragazzi, ci sta il fatto che i Celti in alcune zone si fossero fusi con gli Etruschi, o meglio gli Etruschi avessero poi in qualche modo rivisitato i Celti. Naturalmente c'è una tempistica complessa che sarebbe troppo lunga da raccontare, anche perché la civilizzazione celtica è tardiva in Emilia e in Romagna, però sicuramente un rapporto fra le due civiltà ci deve essere stata, sia a livello di oggettistica sia a livello più culturale generale, che è tutta da vedere con calma. Certo che se si continua a leggere dei libri a scuola che parlano quasi esclusivamente della civiltà romana, è vero, con tutto il rispetto, è evidente che noi non possiamo raggiungere quel livello di profondità che evidentemente riguarda proprio, per esempio, il mondo etrusco, il mondo celtico. Cioè questi popoli, i Celti, i Liguri, gli Etruschi, i Sicani, i Sicani Osiculi, è vero, gli Umbri, i Sanniti, vanno studiati molto di più. Parla uno che comunque è laureato in lettere moderne e che preferisce il taglio di studio che va dal Medioevo all'epoca moderna rispetto a quello antico, anche se ho fatto il liceo classico, che conosco il greco e il latino, però ritengo appunto che sia molto importante il modo con cui il mondo moderno poi ha rimasticato tutto quello che veniva dall'antico. Però non si può mettere le fette di salame sugli occhi e ritenere che tutto il mondo antico sia poco importante, perché il peso, la determinazione, l'eredità che esso ha lasciato è rimasto notevole da questo punto di vista. Per esempio, appunto, la C aspirata toscana sarebbe proprio di origine etrusca. Un esempio molto banale, se vogliamo, ma il passato non passa mai, e l'abbiamo detto 10.000 volte, le radici profonde non gelano e bisogna rispettarle. Perché se no facciamo un salto nel vuoto. È molto importante questo aspetto, detto poi uno come me, che comunque crede nel cambiamento dei tempi, crede nella libertà, che è la forza migliore dell'essere umano, che trasforma il mondo, non lo mantiene sempre allo stesso stadio evolutivo, ma lo trasforma, lo riveste di nuove sembianze, lo riporta a volte a nuova vita e a volte lancia quasi nel buio qualcosa che diventerà dominante. Ecco. Tra un po' avremo a che fare con l'intelligenza artificiale, quindi preparatevi spiritualmente, oserei dire, no? A essere dominati dai robot. E d'altra parte che cosa possiamo dire noi? Difendiamo il mondo che sta crollando? Abitiamo le rovine? Cosa facciamo noi? Torniamo indietro, ci mettiamo come faceva Dante con gli indovini, ci mettiamo a testa all'indietro anziché la testa davanti, che guarda davanti. Cosa facciamo noi? Cioè, dobbiamo capire, dobbiamo avere il coraggio
di essere liberi, non solo esercitare la libertà, ma avere il coraggio di andare a capire fino in fondo come si confrontano, si rinnestano le cose. Sotto questo punto di vista un buon libro è sicuramente I nuovi barbari di Baricco, un autore che sta soffrendo anche in questo momento sul piano corporale, ma che ha dato delle opere, secondo me, soprattutto saggistiche, ancora più significative di quelle narrative. No, questo per dire come il panorama complessivo della produzione letteraria italiana sia ricco di spunti per poter attrezzarci di fronte a questi rebus. Ecco, io appunto sentivo mezz'ora fa alla RAI, a proposito ancora una volta, auguri per i 100 anni della RAI, avremo finalmente modo prima di Natale di fare una specie di antologia delle cose più belle che ci ha regalato la RAI, mamma RAI, che rispettiamo nella stessa misura in cui però noi ci sentiamo più liberi, se no non ci chiameremo Radio Libertà, quindi avremo modo. Però, cioè, voglio dire, noi abbiamo la possibilità. Io ho sentito questa trasmissione che parlava di intelligenza artificiale come se fosse non so, se stessimo parlando di vita quotidiana oramai. Paura ce n'è tanta, però cerchiamo di non ragionare, di non esprimerci solo con la pancia, un po' come di fronte alle guerre che stanno dilagando. L'evoluzione a questo proposito della lingua italiana. Alcuni politici, diversi politici, negli ultimi tempi hanno espresso programmi, opinioni, considerazioni usando degli stili, delle parole, delle espressioni che appunto diciamo così, arricchiscono la lingua italiana in una maniera un po' particolare, rendendola più complessa da una parte e più terra-terra dall'altra. Io mi trovo di fronte come linguista ad un panorama bifido, cioè che si dicotomizza. Cosa sta succedendo nelle generazioni anche più giovani, a partire ovviamente dai maestri 50, 60 anni, 70 anni? Sta succedendo che la lingua italiana ha preso due strade contrapposte che si sfidano a vicenda. Da una parte la strada della volgarizzazione semplificante e un po' abbrutente, e dall'altra la strada del neobarocchismo fatto di parole difficili che si devono usare per diciamo far comprendere dei concetti che vengono ritenuti più difficili degli altri. I due casi che adesso ci troviamo di fronte, che rappresentano bene questa dicotomia, sono quello di Rizzo, il noto politico ex estrema sinistra. Ieri sera Maurizio Crozza, davvero lapsus freudiano. Maurizio Cozza, sì, certo, non mi piace quando lui parla male della difesa dei confini italiani, non mi piace, però ieri ha detto una cosa giusta su questo personaggio politico che vi ho citato, perché dice, non sappiamo più dove si colloca, all'estrema destra, all'estrema sinistra, 3 metri sopra il cielo, in uno stato di continua sfida verso tutti e verso tutto. Certo, ultimamente ci ha colpito perché ha detto una battuta che si rifà, ne avevo parlato 2 settimane fa, si rifà a un altro politico famoso, un presidente americano, che aveva detto appunto quello che ha detto poi il piemontese Rizzo: viva la gnocca. Cioè, ve lo riporto perché è stato detto. Viva la gnocca, secondo me, presenta un discorso parallelo alla fortuna della scultura partenopea, che dice: viva il
puntini, puntini, puntini. Allora, questo personaggio che è stato portabandiera di un comunismo morente, Partito Comunista d'Italia, Partito Comunista Italiano, ha deciso a un certo punto di giocare a tutto campo, cercando di stoppare, come direbbe Briatore, stoppare l'idiozia del mondo postmoderno contemporaneo. Come diceva Crozza ieri sera, sembra avercela la morte, lui di formazione estrema sinistra, sembra avercela la morte col mondo LGBTQ. È stata fatta poi anche una trasmissione, la trasmissione della radio, a proposito di 100 anni, dove si sono messi a confronto due nemici dichiarati, il Rizzo da una parte e Vladimir Luxuria dall'altra. Cioè praticamente Rizzo sostiene che questo mondo, cosa che non ho mai sentito neanche a Radio Libertà, lui sostiene che questo mondo LGBT è di assoluta minoranza, che la maggior parte delle persone ragiona ancora secondo canoni tradizionali, appunto. La parte femminile direbbe viva Pulcinella, avete capito? Viva pesce! E la parte maschile direbbe viva la F, puntini puntini, viva la gnocca. La gnocca, ecco, come linguista io so benissimo che il termine gnocca, usato anche al nord, usato forse più al nord che al sud, ecco, è proprio pregno di quella base materiale e quasi appunto gastronomica che si affida in termini volgari, fra virgolette, anche alla sessualità, di cui si impronta anche la sessualità. Quindi Carter l'aveva detto appunto in un altro contesto temporale, con un altro sfondo, non era ancora nato il fortissimo movimento gay, per esempio, quando l'aveva parlato Carter. Adesso Rizzo, appunto, che Crozza ieri ha definito un po' pontidiano e un po' staliniano, un po' pontidiano e un po' all'ombra del castello che aveva costruito Hitler ai tempi andati, e dunque con un'affermazione di sfida che, ve lo dico subito, sa anche di rivalsa personale, ma questo adesso poi riguarderà anche l'altro personaggio di cui parliamo a proposito dell'evoluzione della lingua italiana. Appunto dice, insomma, ma volete capire che agli uomini sani piace la gnocca? Volete capire o non lo volete capire? Che poi, detto insomma da uno che andava in giro con la falce e martello a bruciare i tricolori, insomma sa anche in qualche modo non di contraddizione, no? Ma di prosecuzione di una linea che era nata, ricordiamocelo tutti, col vecchio marxismo pre-berlingueriano. Adesso è uscito un film su Berlinguer che tutti osannano. Perché viene osannato Berlinguer con la figlia bianca che va in brodo di giuggiole? Perché secondo la vulgata attuale Berlinguer sarebbe stato il padre della rivoluzione interna all'eurocomunismo, no? Che ha portato alla situazione ideologica e ideografica attuale. Ma prima di Berlinguer, vi assicuro perché io li ho vissuti quei tempi lì, vi assicuro che certi compagnucci andavano in giro a dire viva la dittatura del proletariato e abbasso i froci. Ve lo giuro, l'ho sentito io con le mie orecchie da ragazzino.
Quindi ecco che c'è un ritorno, perché lo dicevo prima, no? Le vecchie cose vengono reimpastate in salsa nuova. È un gioco, no? È un gioco gustoso ma pericoloso sicuramente, caro compagno Rizzo, che del resto appunto viene chiamato, ecco anche qui faccio sobbalzare oggi un po' dalla sedia, perché ci vuole questo gusto un po' trasgressivo in Radio Libertà, che come è noto anche abita presso altri conduttori. Io vi dico, si parla di Borghezio 2 la vendetta! Borghezio 2 la vendetta! Cioè, Borghezio, il noto politico leghista, diciamo, riappacificatosi con se stesso, secondo questa vulgata, riappacificatosi con se stesso, dopo avere, diciamo, acceso le folle padane e non, direi europee, perché poi diciamo è stato anche protagonista in Europa, avrebbe lasciato la prosecuzione del proprio impegno e della propria missione proprio a lui. A lui, Borghezio 2, la vendetta! Cioè quello, io non la penso così, dico, ma ve la riporto questa immagine, questa bella barzelletta gustosissima, no? No? In qualche modo impossibilitato per la sorte in genere, no? Non mi interessano i motivi esatti, no? Intanto lo salutiamo naturalmente. Impossibilitato a continuare quell'opera che l'aveva visto protagonista da giovane e da uomo maturo, adesso che si avvicina agli 80, ha lasciato questa scommessa ad uno più giovane, non troppo più giovane si intende, perché insomma natura non facit saltus, certo, è proprio lui, ma che ci assomiglia anche qualcosa fisicamente. Ma vedete la politica che cosa strana che è, come si scombinano le carte, come l'estrema sinistra può diventare l'estrema destra e viceversa. Non per confusione mentale, si badi bene, ma perché animal multiplex quem vocamus hominem. Animal multiplex quem vocamus hominem, Cicerone! L'uomo è troppo eclettico per essere catalogato in un compartimento stagno. L'altro protagonista è Giuli. Si è messo a fare un discorso barocco, difficilissimo dal punto di vista sia dei termini filosofici che dei neologismi, per presentare tutta la sua programmazione di ministro della cultura. Ministro della cultura senza laurea, che probabilmente ha fatto scattare nel suo cervello, inutile nasconderlo, la voglia di brillare. Dice, ma come dicono che io sono senza laurea? Adesso vi dimostro io come so parlare. E via snocciolare dei termini come ontologia, propedeusi, no? Rivitalizzazione ermeneutica e robe di questo genere. Naturalmente i suoi detrattori l'hanno subito criticato, in particolare Renzi. Lui ha risposto: cercherò la prossima volta di parlare in termini più adeguati alla capacità mentale, evidentemente non particolarmente elevata, del noto politico fiorentino Matteo Renzi. Voi capite bene che siamo davvero davanti a una condizione bifida della lingua italiana, no? Che da una parte va nella direzione, no? In portoghese destino è direzione, destino, va verso il destino della gnocca, e dall'altra parte va verso il destino del neobarocco, che lo stesso Umberto Eco aveva vaticinato tempo fa, prima di morire. Quindi il neobarocco è fatto di tutti questi termini che permettono di approfondire concetti complicati, sicuramente, no? E non è la prima volta, perché si era già verificato un fenomeno di questo genere negli anni 70. Quindi anche qui
niente di nuovo sotto il sole, ma questa volta, 50 anni dopo, è drammatica la cosa, perché acuisce la difficoltà di comunicazione in lingua italiana fra persone che apparentemente la pensano in maniera diversa. E quindi nemici fra loro si accaniscono prendendo a pretesto la posizione rispetto alla guerra, a pretesto la posizione rispetto a Salvini, a pretesto la posizione rispetto a tutto quello che accade di fronte a noi, fatto salvo, questo lo posso dire anche in una trasmissione culturale, della vergogna a cui abbiamo assistito ieri e l'altro ieri da parte della magistratura italiana nel bloccare il magnifico meccanismo del trasferimento di alcuni soggetti meritori da questo punto di vista di questo trattamento comunque onorevole in Albania. Quindi mi raccomando, la lingua italiana non si può sprecare, come tutti i cosiddetti dialetti, tutte le cosiddette lingue locali. Sono beni di Dio, beni di Dio! Un grande abbraccio a tutti! Venezia risorga, risorga Venezia in nome della libertà. A risentirci!